Stati generali convocati per organizzare la Dunata degli Alpini del 2024 che calamiterà a Vicenza tra le 3 e le 400.000 presenze. ANA provinciale, amministratori comunali, presidente della provincia, ULSOTTO, SVT, AGSM e AIM riuniti per definire i settori e la relativa programmazione, a partire dagli alloggi per l'accoglienza che verranno gestiti in alcune aree attrezzate per l'occasione. Parco della Pace che farà la grande parte del Leone, poi c'è la zona della fiera e poi c'è la disponibilità delle scuole sia quelle comunali che provinciali all'interno delle palestre, le quali potranno essere messe giù delle brande. A oggi più o meno valutiamo più o meno 21.000 posti a disposizione. Tra i nodi da gestire quello relativo a viabilità e trasporti. Abbiamo un programma di rafforzamento naturalmente delle corriere, faremo delle bus navetta collegate con Vicenza Est e Vicenza Ovest, dove faremo arrivare i pullman e da lì poi si sposteranno per arrivare in centro città. Sulla zona fiera faremo una domanda ad FS per ripristinare una navetta su rotaia che permetta quindi dalla zona fiera arrivare in stazione Roma e quindi arrivare in centro città. Infine il percorso che vedrà sfilare le penne nere in città e che ricalcherà quello del 1991. Sarà un percorso che parte sostanzialmente da Viale Verona, quindi farà corso San Felice, corso San Felice Viale Milano e per arrivare davanti alla stazione dove oggi c'è il monumento agli Alpini girerà su Viale Roma e arriverà alla fine su Piazza Alcide De Gasperi dove sarà lo scioglimento.